L'innovazione è in cima alla strategia dell'Unione Europea Europa 2020. Infatti la crescita intelligente, cioè la creazione in Europa di un modello di sviluppo economico che si fondi sulla conoscenza e sull'innovazione, è la prima delle 3 grandi priorità politiche dell'Unione Europea. In questo ambito 2 sono gli obiettivi concreti che l'Unione intende perseguire entro il 2020. Investire almeno il 3% del PIL in attività di ricerca e sviluppo, perché queste sono le attività che rappresentano la prima fonte di innovazione, e investire nelle persone, riducendo il tasso di abbandono scolastico, per capirci chi si ferma alla vecchia terza media, dal 15% attuale al meno del 10%, e facendo in modo che almeno il 40% dei giovani che hanno tra i 30 e i 34 anni abbia una laurea, perché le risorse più importanti di cui dispone l'Europa, se non l'unica risorsa, sono i suoi cittadini. Per raggiungere questi 2 obiettivi concreti entro il 2020, l'Unione Europea sta attuando importanti programmi di riforme, mediante 7 grandi iniziative faro, in cui sono coinvolti anche i singoli Stati, le regioni, gli enti locali e le parti economiche e sociali. In particolare nel campo dell'economia, della conoscenza e dell'innovazione, la riforma dei sistemi anche regionali della ricerca e dell'innovazione e dell'accesso ai relativi finanziamenti, per fare in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione. La riforma dei sistemi di istruzione per migliorare l'efficienza e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Quale ruolo può svolgere e quale contributo può dare l'agricoltura per affrontare questa grande sfida europea e per raggiungere questi importanti obiettivi comuni? Per il periodo di programmazione 2014-2020 è stata assegnata al FESR una nuova missione, che vedete nella slide: contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare come recita l'articolo 3 del nuovo regolamento, attraverso il sostegno a un settore agricolo innovativo. Che cosa significa sostenere un settore agricolo innovativo? Nei programmi dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020 significa sostenere quell'agricoltura che è in grado di fornire un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi tematici in cui la strategia Europa 2020 è tradotta e che sono comuni a tutti i fondi del quadro strategico comune 2014-2020, di cui il FESR è una componente essenziale. In particolare, per quel che riguarda il tema di questa prima visita guidata, significa concentrare il sostegno del FESR in azioni finalizzate a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e a investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente. Non è un caso, quindi, se la prima delle 6 nuove priorità del FESR per il periodo 2014-2020, come potete vedere, è proprio questa: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. Perché l'innovazione è considerata così importante nella futura programmazione dello sviluppo rurale? Perché il mondo è cambiato, nuove sfide si presentano all'agricoltura europea dovute alla globalizzazione, a una progressiva ulteriore liberalizzazione dei mercati dei prodotti agricoli, a nuove regole internazionali nel commercio che limiteranno di molto in futuro gli aiuti diretti di cui beneficiano le imprese agricole europee. Da ultimo, alla prospettiva di una grande area di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea, che assieme a importantissime opportunità di crescita per la nostra economia comporterà anche rischi per i nostri prodotti e le nostre imprese. Investire in un settore agricolo innovativo significa quindi preparare le aziende agricole per il futuro, utilizzare le risorse del FESR e del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto in maniera intelligente per fornire alle imprese agricole gli strumenti necessari per sfruttare le nuove opportunità di mercato e per affrontare i rischi e le minacce, aumentando la competitività attraverso in particolare e soprattutto l'innovazione. Per questi motivi l'innovazione non solo è la prima delle 6 priorità del FESR, come abbiamo visto, ma addirittura nella programmazione 2014-2020 sarà uno degli obiettivi trasversali a tutte le misure del futuro programma di sviluppo rurale. Che cosa significa? Significa che ogni misura del futuro PSR per il Veneto dovrà essere utilizzata in funzione dell'innovazione del e nel settore agricolo. Ciò riguarda le misure per la competitività delle imprese agricole, ma anche le misure agroambientali
e infine anche le misure per lo sviluppo delle zone rurali, dove, per fare un esempio, l'innovazione sociale giocherà un ruolo importante. Ma più in concreto, investire nell'innovazione in agricoltura, che cosa significherà per i nuovi programmi di sviluppo rurale? Significa sviluppare alcune azioni chiave nel territorio regionale, ad esempio, come potete vedere, promuovendo la realizzazione di progetti di cooperazione tra il settore agricolo, alimentare, il forestale e gli altri settori, anche attraverso la creazione di distretti tecnologici o di reti di imprese a livello regionale per sviluppare nuovi prodotti e processi produttivi. Significa la creazione e l'uso di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle imprese agricole. Significa progetti per rafforzare i legami tra l'agricoltura e il mondo della ricerca e dell'innovazione attraverso la creazione di gruppi operativi che riuniscono agricoltori, ricercatori, consulenti, imprese di altri settori al fine di partecipare a un grande partenariato europeo per l'innovazione che verrà dedicato proprio al settore agricolo. Ma significa anche investire nelle risorse umane, in chi lavora e in chi fa impresa in ambito agricolo, fornendogli nuove conoscenze, nuove competenze per affrontare il mercato globale, la possibilità di sperimentare nuove tecnologie, ma anche di scambiare esperienze con agricoltori di altri paesi europei. E naturalmente fare innovazioni in agricoltura con i fondi dell'Unione Europea non significa poter fare quello che si vuole. Significa partecipare a strategie, a politiche, a programmi europei che riguardano tutta l'agricoltura dell'Unione Europea. Significa partecipare in definitiva a una grande sfida e a un grande progetto comune europeo. In altri termini, come potete vedere, c'è un quadro di riferimento politico e programmatico per l'innovazione in agricoltura di cui occorre tener conto non solo nel programma di sviluppo rurale del Veneto, ma anche nei progetti stessi che le imprese presenteranno e nelle relative domande di aiuto. Questo quadro di riferimento, in sintesi, come potete vedere, è rappresentato da un'iniziativa faro, l'Unione dell'Innovazione, che traccia le grandi linee di riforma dei sistemi di sostegno all'innovazione anche regionali, dai partenariati europei per l'innovazione, uno dedicato all'agricoltura e uno all'uso dell'acqua anche nelle imprese agricole, e infine dal quadro strategico comune dell'Europa nel campo della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione che si chiama Orizzonte 2020. Ecco, in questi documenti troverete gli indirizzi strategici e i temi su cui fare innovazione in agricoltura. Scoprirete innanzitutto che l'Unione Europea promuove un concetto ampio di innovazione che riguarda non solo gli aspetti relativi alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, ma anche i modelli di organizzazione aziendale, anche il design, anche le strategie di marca e i servizi che comportano un valore aggiunto per gli utenti e i clienti. Le politiche dell'Unione Europea sosterranno poi tutte le forme di innovazione, non solo quella tecnologica, ma anche l'innovazione culturale e l'innovazione sociale. Scoprirete anche un nuovo approccio all'innovazione, un approccio che mira a sostenere e a finanziare l'intera catena del valore, come si dice, che dalla nascita di una nuova idea porta all'immissione in commercio di un nuovo prodotto. Una delle novità e delle opportunità più importanti della programmazione dell'Unione Europea sarà il nuovo partenariato europeo per l'innovazione dedicato al tema produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Questa iniziativa europea non solo stabilisce 5 settori in cui sviluppare azioni innovative nel settore agricolo, dalla produzione alla commercializzazione fino ai nuovi sbocchi di mercato rappresentanti dalla bioeconomia. Il PEI Agricoltura individua anche i soggetti che saranno chiamati a realizzare queste azioni innovative. Gruppi operativi formati da agricoltori, scienziati, ricercatori, consulenti, ONG e imprese di altri settori produttivi e dotati di una struttura stabile con un proprio regolamento interno. Infine il PEI, come potete vedere, stabilisce le fonti di finanziamento di questi gruppi operativi. A livello regionale i gruppi operativi PEI Agricoltura saranno finanziati dal programma di sviluppo rurale. Tali gruppi, inoltre, saranno dotati di strumenti e di risorse per partecipare ad una rete europea e soprattutto per partecipare ai grandi programmi europei di ricerca e innovazione a partire dal programma quadro Orizzonte 2020. Per aprire una rapida parentesi, non sottovalutate neppure l'attenzione dell'Unione Europea al tema dell'acqua e in particolare della gestione dell'acqua nelle campagne.
Il partenariato europeo sull'acqua si coordinerà con quello sulla produttività e la sostenibilità in agricoltura e affronterà in maniera innovativa questioni relative all'acqua e alla quantità dell'acqua a livello delle aziende agricole. Come si è appena accennato, creare dei gruppi operativi nell'ambito di questo partenariato europeo significa anche offrire alle aziende agricole del Veneto l'opportunità di poter partecipare con idee e progetti a programmi europei più ampi. Nel programma quadro Orizzonte 2020 l'Unione Europea investirà circa 70 miliardi di euro in 7 anni, di cui quasi 5 miliardi di euro nella priorità relativa alla sicurezza alimentare, all'agricoltura e alla bioeconomia. Sono risorse importanti che non possiamo permetterci di ignorare e che se anche il Veneto continuasse a utilizzare poco o nulla, come finora è successo, altri territori e altre imprese utilizzeranno. I gruppi operativi del PEI Agricoltura saranno l'avanguardia dell'agricoltura veneta in Europa, in definitiva. L'articolo 61 del nuovo regolamento FEASR dispone appunto questo, che il futuro programma di sviluppo rurale dovrà finanziare questi gruppi operativi. Questi gruppi operativi sono anche un esempio concreto di che cosa potrebbe significare disegnare un programma di sviluppo rurale per il Veneto per il periodo 2014-2020 considerando l'innovazione come un obiettivo trasversale a tutte le misure. Infatti attraverso il FEASR c'è la possibilità di sostenere non solo la creazione e il funzionamento di questi gruppi operativi partecipanti al partenariato europeo sull'innovazione in agricoltura, ma anche la consulenza necessaria per crearli e per riunire le imprese, per finanziare le stesse attività di ricerca, sviluppo e innovazione anche in collaborazione con università ed enti di ricerca, ma potranno essere finanziate anche le attività di diffusione e di trasferimento dei risultati di queste attività innovative presso tutte le imprese agricole del Veneto, la formazione del personale sulle nuove tecnologie, la realizzazione di progetti dimostrativi, ma anche potrà essere finanziato il passaggio di queste nuove conoscenze, di queste nuove tecnologie innovative al mercato, mediante il sostegno a investimenti per nuovi macchinari o per investimenti aziendali destinati a introdurre queste innovazioni nel mercato. In sintesi, per concludere, attorno ai gruppi operativi del PEI Agricoltura, ai cluster, ai distretti tecnologici, alle reti di impresa, si potrebbe immaginare di organizzare progetti di filiera fondati sull'innovazione, che partendo da una prima fase di studio, di analisi, di ricerca, attraverso una ulteriore fase di confronto, di validazione, di dimostrazione, portino infine a introdurre nelle filiere di diversi comparti produttivi agricoli del Veneto vere innovazioni di prodotto, di servizio, di organizzazione della stessa filiera, dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti anche nei mercati esteri. L'innovazione sarà alla base della programmazione del FEASR e del PSR per il Veneto 2014-2020 per far fare al sistema agricolo veneto quel salto di qualità necessario per rimanere competitivo anche nei nuovi scenari del commercio mondiale.